Allora, riprendiamo il filo del discorso, dottoressa, l'avevo interrotta bruscamente perché c'era la pubblicità che incombeva. Allora, tra l'altro i trattamenti, diciamo tutto questo iter è lungo, sono 5 anni. Che cosa, secondo me un aspetto importante è che le persone, le pazienti, forse non vengono opportunamente informate in modo da prepararsi psicologicamente di che cosa le aspetta, no? E quindi si trovano dentro una situazione che non riconoscono, che non, vabbè, a meno che uno non sia iperinformato, guardi sul web così dopo sviene prima ancora di incominciare il tutto, oppure non sente per raccontato dire, però è sempre una cosa poco piacevole perché il passaparola a volte si modifica e tutto, però non sono informati di quel che può succedere, delle opportunità per venirne fuori. E questa è una cosa molto importante, l'informazione e l'essere seguite passo dopo passo e il dire che poi è transitorio, perché poi le persone, passato quest'arco di tempo più o meno lungo, più o meno cosa, tornano come prima, perché uno sembra l'irreversibilità, basta, sono verso la catastrofe. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Posso anche dire che non è proprio vero che non siano informate. Adesso appunto grazie all'Andos e grazie alla LILT sicuramente le donne incominciano ad avere una buona istruzione su quello che può essere la loro resilienza. C'è da dire che per quanto riguarda la medicina estetica fatta in un certo modo, ovvero sia fatta con sensibilità, con amore, e porta anche ad un certo rapporto con le pazienti. Posso anche dire che se le pazienti, certo, diventate psicologhe quasi. Esatto, brava, io sono la psicologa di tutte praticamente, perché la paziente, a parte che arriva già fidelizzata perché mandata da pazienti che magari si erano trovate bene, automaticamente tu diventi la confidente. E quindi anche il fatto di poterle consigliare in qualche modo nella vita piuttosto che per un trattamento, eccetera, eccetera. Le posso dire una frase che spesso mi sento dire, finalmente sono venuta da te, dice tirami su di morale. Caspita. Ha capito? Questa è la sintesi di tutto come uno si può sentire con una paziente. È anche gratificante sotto certi assolutamente, profili. Infatti è un lavoro che mi piace molto e mi soddisfa e mi gratifica. Tornando alle pazienti con problemi di cancro al seno, dicevo, sono ben informate perché la Andos è un'associazione che io avevo conosciuto prima di partire con questa idea di questo progetto ed ho sempre subito apprezzato, e lo stesso la LILT, la LILT la conosciamo forse un po' di più. Quindi è un appoggio che ritenevo necessario e che sono contenta di aver avuto. Quindi le pazienti sì, vengono informate. Da adesso in poi verranno anche informate che esiste la possibilità di ripristinare tutto quella che è la propria immagine, la propria bellezza e quindi il proprio benessere tramite appunto la medicina estetica. In che modo, ecco, dottoressa, qui domanda più medica, in che modo è possibile questo? E quindi quali sono gli elementi che vengono meno durante un periodo di trattamento o che cosa è particolarmente impattante? Allora, innanzitutto abbiamo pensato di attuare un servizio piuttosto completo, nel senso che prima capiamo qual è lo stato emotivo della paziente. Ci sono dei test che si applicano per vedere qual è il livello di distress sia per quanto riguarda la malattia in sé per sé, sia per quanto riguarda il disagio estetico. Ripeto, se una paziente non ha il disagio estetico, la problematica non si pone. Ecco, bravissima, ha fatto bene a fare la premessa, perché sì, non è che tutti quanti devono, se uno è tranquillo e beato, esatto, se una dice guarda, se vuoi migliorare il tuo aspetto, a parte che tutte queste strutture, no, l'ILT, Andos, così, hanno gli psicologi e quindi possono capire quale paziente vive un distress, quindi un problema psicologico importante, e quale potrebbe essere anche il tipo di trattamento da avviare. Perfetto, la interrompo un secondo facendo sentire la Presidente Frigo che è sempre con noi. Mi diceva la dottoressa che voi vi avvalete della collaborazione anche di psicologi.
Sì, abbiamo una psicologa presso la Breast Unit, ecco, e questa è una delle attività che finanzia Andos, in realtà che finanzia Andos grazie alle donazioni delle persone, quindi grazie anche al 5 per 1000 e ai vari contributi che ci pervengono, perché altrimenti non sarebbe possibile avere la psicologa. La psicologa poi fa anche servizio per noi volontarie, nel senso che non possiamo, diciamo così, relazionarci con le pazienti, con le amiche che hanno bisogno, se non siamo pronte, quindi ecco anche un bel livello di professionalità da parte delle persone che stanno in sede e che quindi si rapportano Quindi siete volontari con le preparati. pazienti. Esatto. Questa non è cosa di poco, no, è cosa importante. Dottoressa. Ecco, sì, e nel servizio è compreso anche un servizio d'ascolto, sempre con un personale preparato, perché alle volte magari c'è anche solo bisogno di sfogarsi, di dire quali sono i propri problemi. Dopo, in base a ai risultati di questi test, si capisce se la paziente ha bisogno o meno anche di un supporto o immediato o importante, così abbiamo anche quindi l'appoggio appunto dell'Andos, della LILT e anche nell'ambito di salute solidale, perché abbiamo psicologi anche nell'ambito di salute solidale. Anche voi quindi avete personale? Cioè, noi abbiamo tutta una vasta gamma di specialisti. Quindi praticamente tutte le branche. Infatti dice, io ho mobilitato degli amici medici, eccetera, vari specialisti, sì, per cercare di creare un gruppo coeso, certo, e tra l'altro pluridinamico, insomma, certo, sotto diversi profili. Certo. Quali sono le richieste, le esigenze, diciamo, principali delle vostre pazienti? Salute solidale, dice? Di questi sì, nell'ambito medicina estetica oncologica. Medicina estetica, allora, medicina estetica oncologica, come diceva giustamente Isabella, siamo in partenza. Io ho trattato solo 2 pazienti, ma ci terrò sicuramente ad espandere questa idea. E abbiamo già presentato il progetto anche in ambito regionale, perché noi facciamo parte delle associazioni di volontariato in rete, perché cerchiamo sempre più di appoggiarci uno con l'altro nell'ambito proprio regionale, in modo da sostenere vari progetti. È chiaro che l'unione fa la forza. Ecco, e io avevo questa idea, non per niente mi sono subito rivolta a queste 2 entità. Ma voi avete la collaborazione, essendo parte di una Breast Unit, con gli oncologi? E quindi se ci sono, magari la paziente si trova in una situazione di soggezione nei confronti del medico, quindi magari non ha il coraggio di chiedere determinate cose, voi potete interagire con il tipo di, con l'oncologo per capire? Ma ci sarà sicuramente un'interazione, è d'obbligo, ripeto, perché se ci sono dei problemi psicologici, questa paziente è stata vista nella Breast Unit di Montecchio, per dire, da uno psicologo, è chiaro che ci sarà una comunicazione piuttosto che con l'oncologo, piuttosto quindi è una che cosa ufficiale, insomma. Certo, sì, ovvio. E quindi parlavo di questa rete che si deve creare in modo che questo progetto non rimanga imbricato solamente nell'ambito del territorio vicentino, ma che si espanda. Certo. Io ho l'idea prima di tutto di espanderla qui a Padova, perché ancora non esiste nulla di questo, e per poi cercare di diffondere in regione. Ho parlato anche con l'assessore Lanzarin e quindi speriamo che la cosa possa veramente prendere piede, perché per la donna io lo reputo fondamentale. Ecco, quanto conta anche l'alimentazione, quindi la dieta corretta? Quando lei parla di estetica e tutto in un periodo in cui una somministrazione di farmaci, eccetera, lei non è, però la persona, il medico estetico, si rende conto che se uno mangia sempre una determinata, o non mangia certe sostanze perché magari non sente i sapori o che so io, la dieta più povera anche cagiona dei danni alla pelle stessa, no? E quindi l'aspetto estetico o l'attività fisica, perché lei può mettere le cure più belle che vuole, però se la persona magari, perché non sta tanto bene, magari ha nausea, eccetera, non si muove, non fa attività fisica, ai noi, anche la pelle ne risente. Quindi... Posso dirle sì, ma fondamentalmente devo dire che le persone che ho sempre avuto finora modo di
di vedere, di visitare, sono abbastanza equilibrate dal punto di vista salutistico, quindi come alimentazione, come movimento. Mi capita qualche volta di dover dare qualche suggerimento qua e là, ma sostanzialmente non grosse cose. Non è mai arrivato da me una grande obesa, non è mai arrivata una invece che è iponutrita. Sostanzialmente sono equilibrate. Adesso con il problema oncologico dovremo vedere se ci sono problematiche o meno. Eventualmente anche per le persone più giovani, perché purtroppo ci sono anche donne certo, giovani che sono donne coinvolte. giovani, tra l'altro io ho il concetto che anche in medicina estetica è meglio prevenire che curare, ovvero se manca l'elasticità, se manca connettivo, elastina, così, meglio recuperarli quando si è giovani piuttosto che arrivare ad una certa età con la pelle disastrata, perché è molto più difficile e comunque non si ottengono risultati eccellenti. Assolutamente. Prima la paziente viene, meglio è. Quindi magari le dice, quando uno incomincia si rende conto che ha la patologia, che gli si prospetta tutto l'iter diagnostico eccetera, inglobare in questo anche il suo ambito, visto che fate parte di questo progetto, poi sperando che diventi anche a livello regionale, in modo tale da poter essere seguiti pari pari fin dall'inizio. Certo, insomma. E l'idea poi è un'altra cosa importante, che la paziente può venire e questo progetto prevede per tutte comunque le visite gratuite. E può anche essere che la paziente poi alla fine non richieda un trattamento o che non ce ne sia bisogno, però in ogni caso ha avuto un contatto con una professionista che si è messa a sua disposizione, cioè la paziente non si sente più abbandonata e sola, ma sa che ci sono dei riferimenti che possono aiutarla, questo è molto importante. Si possono dare anche il centro d'ascolto, il servizio d'ascolto che abbiamo approntato, serve anche per esempio per dare delle informazioni, per dire se tu hai bisogno di questo puoi andare di qua, puoi andare di là, insomma quello di cui parlava lei giustamente prima, essere informati. Assolutamente, l'informazione. Presidente Andos, volevo chiedere anche a lei, voi siete presenti tra l'altro da tanto sul territorio, c'è un numero importante di pazienti che fa ricorso a voi oppure non ancora sufficiente rispetto al numero di patologie che si sono manifestate, quindi c'è bisogno di maggior consapevolezza e conoscenza di quel che viene fatto? Ecco, il numero delle persone che si rivolgono a noi è direi abbastanza elevato, anche perché fortunatamente la nostra associazione ha sede proprio dove c'è la Breast Unit, quindi dentro all'ospedale di Montecchio Maggiore. E noi poi facciamo quest'anno in maniera molto limitata, ma in generale facciamo molte serate informative e come dicevate appunto serate informative per quanto riguarda l'importanza dell'alimentazione, del movimento, di un corretto stile di vita per prevenire le malattie. Quest'anno non siamo riusciti a raggiungere tutti e così abbiamo ad esempio fatto degli spot. L'anno scorso avevamo fatto i segnalibri per le biblioteche. Ecco, quindi una serie di attività in modo da raggiungere sempre il maggior numero di persone, perché il nostro sogno sarebbe che non servisse più la Breast Unit perché non si ammala più nessuno, è un'utopia diciamo per dire, ecco, però certamente il numero di pazienti che viene è abbastanza elevato. Devo dire purtroppo che con l'emergenza Covid un nostro servizio molto importante era quello di andare ad incontrare le pazienti il giorno dopo l'intervento chirurgico e purtroppo questo non è più possibile. Okay. Quindi voi sì. prima, a parte questo sfortunato periodo che speriamo tutti finisca il prima possibile, prima voi andavate a trovare anche le pazienti, quindi davate un supporto. Sì. Che cosa facevate? Sì, esatto. No, ci sono, non tutte possono farlo naturalmente, ma delle volontarie che sono più preparate di altre, diciamo così, nello specifico, e andavano a parlare con le pazienti, appunto a avere un riscontro di quelli che erano i dubbi. L'avevate detto anche voi prima, ma cosa mi succederà, ce la farò, come sarà il futuro, adesso che cosa mi aspetta, come sono le cure.
di dare un primo contatto proprio il giorno dopo l'intervento chirurgico, in modo tale da poter aiutare e ad accompagnare le amiche che si trovano a vivere questo momento. Perfetto, grazie. Dottoressa, tornando a lei, ecco, qual è l'aspetto, qual è il momento più difficile da affrontare per affrontare al meglio, cioè dopo l'intervento, dopo la chemio, dopo la radio, dopo quando? Quando è finito tutto il trattamento, inizia a passare il tempo? Quindi la risposta corretta è che il momento giusto è quando la paziente si sente in difficoltà. Ma la difficoltà esatto. in termini di immagine di sé, di rapporto col partner, di rapporto con la famiglia, di rapporto con la società. Quando non se la sente più di uscire perché si vede brutta, perché si vede sfiorita, perché vede la pelle ingrigita, quello è il momento in cui si potrebbe agire. Chiaro che prima ovviamente bisogna curare la malattia di base e finché la paziente ha questo problema, sente questo problema e non recepisce altre cose, bisogna lasciarla tranquilla in quel momento. Cioè, come dicevo prima, la paziente deve anche sentirsi di sentire un disagio di tipo estetico. Quello è il momento più favorevole. Però quando uno sente il disagio di tipo estetico è già triste. E quindi a volte bisognerebbe prevenire per evitare queste situazioni e poi prima che quando uno è già triste, sente il disagio eccetera, è già entrato in un loop in cui manco ha voglia magari di incontrare nessuno, vedere nessuno, si rinchiude in se stesso e quindi perdi tutta una fascia di persone. Io le faccio delle provocazioni, no, per carità. È che vede, è un campo molto complesso. Nell'ambito della terapia oncologica esiste quello che è un trattamento obbligato da quello che è un trattamento, se vogliamo, anche non strettamente necessario. È necessario se noi vogliamo appunto dare resilienza a queste pazienti, se vogliamo ripristinare quello che è il benessere psicofisico. Che serve per ripristinarsi prima fisicamente anche dalla cura. Esatto. Giusto? L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come salute non l'assenza di malattia, ma l'equilibrio psicofisico, il benessere psicofisico. Questo è fondamentale, è importante. Assolutamente. Perché magari una paziente guarisce, e speriamo sempre di più, dalla malattia, però poi magari non ha una buona qualità di vita, quindi non ha benessere e quindi non ha salute alla fine se ci pensiamo. E per cui diciamo che siccome questa è un'idea nuova, dobbiamo incominciare anche tramite appunto altri enti a far capire alle donne che hanno anche questa possibilità e magari istruirle e dire che il fatto di non sentirsi più belle può portare anche a un decadimento del proprio benessere. Questo potrebbe essere uno spunto e un'idea. Ecco, però forse anche il fatto, non so, che io continuo a dire sempre la temporaneità della cosa, perché se una persona perde una gamba, un braccio, o viene bruciata viva dall'acido, cose gravissime che succedono, lì sì, puoi migliorare perché c'è la protesi, puoi migliorare perché c'è la chirurgia estetica, però è ineluttabile, cioè c'è un cambiamento che deve essere accettato, metabolizzato, tutto quello che deve succedere ed è fondamentale. In questi casi qua però teoricamente, salvo casi estremi, la persona poi recupera l'aspetto esteriore di prima, cioè torna come prima. Quindi anche il fatto di forse comunicare questo che non viene fatto sempre dà una speranza, non dice vabbè sono in questo tunnel, vedo la luce laggiù in fondo, io devo arrivare a quella luce, questo periodo me lo devo passare il meno peggio possibile e poi tornerò a nuova vita. No? Questo forse non viene, si punta tutto all'aspetto ti salvo la vita, però non, come diceva lei, i capelli ricrescono, ma va comunicato questo, perché tante persone vivono malissimo col fatto, la pelle tornerà rosea o abbronzata non appena uno tornerà a prendere un po' di sole e compatibilmente con la sospensione dei farmaci si sgonfierà il viso perché il cortisone verrà buttato fuori, insomma, però forse questo non viene trasmesso in modo opportuno. Ripeto, è una cosa nuova che dobbiamo ancora elaborare. Sì, dobbiamo più che altro
passarla alle pazienti. È importantissimo anche tutto il lavoro che fa l'Andos, avete sentito quanto prezioso è nell'ambito delle breast unit, e bisogna tenere presente che le alterazioni dal punto di vista estetico, e non mi riferisco, ripeto, solo al problema cicatriziale della mammella, eccetera, è un problema che inevitabilmente porta a un disagio psicologico che non termina con la guarigione dalla malattia primaria, ma si prolunga. Si è visto che si prolunga anche dopo la guarigione, perché anche quando le persone tornano normali. Si suol dire che chi si è scottato con l'acqua calda poi ha paura anche di quella fredda, quindi rimane questa diciamo, alterazione soprattutto psicologica che le donne si portano avanti nel tempo, e questo è diciamo così, un qualche cosa che noi vorremmo interrompere, cioè tu stai passando un periodo, un iter che ti porterà alla guarigione, cerchiamo di farglielo passare meno terrorizzate possibili, e hai la possibilità anche di migliorare il tuo aspetto e di poterlo poi tenere anche per il futuro una volta guarita. Quindi conseguire un aspetto normale il prima possibile, sostanzialmente. Esatto. Presidente Frigo, chiedo anche a lei, che vabbè, lei si occupa di questa associazione da molto tempo, quindi ha visto tante anche pazienti. Quali sono le problematiche più frequenti che secondo lei andrebbero sdrammatizzate, perché poi una volta terminata l'iter, la cura, vengono meno, e quindi può essere di supporto anche psicologico? È un po' la stessa domanda che ho fatto alla dottoressa. No, ci tengo a sottolineare che io veramente non è da tanto che sono presidente, perché sono 2 anni adesso, a gennaio, e prima c'è stata la past president che ho nominato, ma insomma prima, è dentro l'associazione in qualche modo, che la conosce. Che ha fondato l'associazione, ecco, ci tengo perché è giusto, insomma, che... Ecco, cosa vediamo? Beh, intanto mi permetto solo di fare, perché se no poi mi dimentico, di fare questa, di dire questa cosa, che presso la Breast Unit ci crediamo talmente tanto, il primario ci tiene così tanto a far sì che le persone si sentano a proprio agio anche durante il periodo della malattia, che sono stati acquistati, sempre attraverso donazioni, 2 caschi per fare la cura chemioterapica, in modo da ridurre la caduta dei caschi refrigeranti. Sì, perfetto. Quindi i caschi per la caduta dei capelli. Quindi un supporto insomma importante. E qual è il problema principale? Quindi sono i capelli, mi viene no, esatto, la prima cosa che viene sono i capelli, e dopo logicamente si cambia, perché c'è anche il discorso delle unghie che cadono, le sopracciglia, le ciglia, e così. E dopo naturalmente tutto poi ritorna dal punto di vista psicologico, perché quello che vediamo noi è che quando si ammala la paziente, ma in realtà si ammala anche tutta la famiglia, perché poi se i bambini, se i figli sono piccoli, c'è sempre il dubbio di come dire, come parlare, come far, fino a dove si può far spiegare. Quindi una sovraccarica di problemi anche per quanto riguarda l'ambito dove vive, familiare. E sì, questa esatto, è un'altra quindi componente. Ecco, anche quello. Certo, guardi, il tempo vola, avremo ancora modo magari di affrontare questi temi. Io la ringrazio per il suo lavoro, per la sua disponibilità. Ricordiamo che esistono queste associazioni, c'è quindi l'Andos che si occupa da questo da molto tempo in tutto il territorio, a questo punto non soltanto nell'ambito vicentino, quindi grazie della sua collaborazione. Ringrazio anche lei, dottoressa. Un messaggio velocissimo, sì. Un messaggio di chiusura. Allora, vorrei dire a tutte le donne più o meno oncologiche, nel senso prendiamole tutte, perché non sono solo quelle, infatti il progetto si chiama Benessere e Bellezza per le donne oncologiche, proprio perché se mi capita una donna con tumore, per esempio all'utero, non la mando via. Chiaro, perfetto, quindi un po' esteso a tutti quanti. Io la ringrazio, buon lavoro a questo punto. Grazie a voi dell'opportunità. E magari ci rendiconterete dopo un po' di tempo che avete avviato questo progetto di come sta andando. Grazie. Allora, terminiamo queste interviste, vi lascio la pubblicità, ritorniamo ancora insieme per un altro approfondimento, quindi restate con noi.